Il lungomare di Rapallo riaprirà a breve, lo garantisce il sindaco, secondo cui, dopo la mareggiata, la città si è ripresa all'85%. Ora, quest'ultimo atto tanto atteso, il ripristino della viabilità dopo i mesi di ritardi dei lavori al San Francesco. Fra 15-20 giorni c'è la fase di collaudo, verrà riaperta, quindi il lungomare sarà realizzato. Poi ci sarà il secondo lotto. Il secondo lotto lo inizieremo un pochino più avanti, dopo l'estate, per ridare un pochino di normalità. Magari si potrà lavorare anche con delle idee diverse per velocizzare il tipo di cantiere. Tra gli altri candidati, Andrea Carannante sostiene il progetto del San Francesco, ma lo guarda nella sua totalità. È un progetto globale, bisogna demolire i ponticelli di viabetti privati che sono assolutamente inadeguati e pericolosi e trasformare la zona rossa, che oggi è viabetti, in zona gialla. Se Carannante chiede poi un ripensamento di tutto il fronte mare con un potenziamento delle spiagge libere, nella stessa direzione va Isabella De Benedetti, che propone anche un pontile in asse con il chiosco della musica e polivalente. E che termina all'estremità con una piattaforma galleggiante che in caso di eventi, di manifestazioni eccetera può essere ampliata agganciando altre piattaforme galleggianti per rendere questo spazio un vero e proprio palco sul mare. Mauro Mele chiede di attingere dal concorso nazionale del 2005 che diede svariate idee per il fronte mare di Rapallo e sottolinea una proposta per il lungomare. Come abbiamo scritto nel programma per il fronte mare, per renderla più scenografica, basterebbe studiare una bella illuminazione sullo stile di quella di Santa Margherita, magari con delle illuminazioni anche artistiche sulle facciate. Sandro Sansò spinge invece verso una rivoluzione del porto, con scelte mirate ad attirare in città chi arriva con la barca e, perché no, ad inquinare meno il golfo. Perciò barche piccole, limitazione alle grosse barche, facilitazioni e poi creare ovviamente le strutture perché chi ha la barca venga anche a soggiornare a Rapallo.